Democratico Giacomo Possamai, nuovo sindaco di Vicenza per 500 voti, per lui il 50,54% dei consensi contro il 49,46% dell'uscente Francesco Rucco. Vicenza sotto i riflettori nazionali per la vittoria del centro-sinistra e neosindaco Possamai. Abbiamo fatto una cosa incredibile, l'uscente Rucco ammette la sconfitta, ma la città dice è divisa in due. Rimonta di Romano a Vedelago, il centrodestra conquista il comune della Marca Occidentale, lo sfidante, il civico Perin, sconfitto per soli 43 voti. Il centrodestra si afferma anche negli altri due comuni veneti al voto. Barbuiani vince anche al secondo turno con il 54,11%. Assona dalla Valentina ribalta il risultato del primo turno e vince con il 51,14%. La bellezza di Venezia va tutelata in ogni modo, l'ha dichiarato il prefetto di Bari all'indomani dell'episodio che ha visto l'acqua del canale Grande colorarsi di verde fluorescente. La tragedia di Anica Panfili, la 31enne uccisa gettata nelle acque del Piave, la famiglia della donna supportata dall'associazione Penelope, i parenti dicono hanno bisogno della verità. Dopo la voga longa disputatasi ieri, Venezia si prepara ad ospitare il Palio delle 4 Repubbliche Marinare. La novità di quest'anno è l'ingresso della presenza femminile. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati, edizione che arriva dopo la lunga maratona elettorale iniziata nel pomeriggio per seguire tutti i risultati dei ballottaggi, occhi puntati naturalmente su Vicenza. E allora guardiamo, prima di andare da Sharon Di Carlo, la tabella che riassume l'esito del voto di questa seconda tornata. E allora Giacomo Possamai, candidato del centro-sinistra, è il nuovo sindaco con il 50,54% delle preferenze. L'ex sindaco Francesco Rucco chiude con il 49,46%. E in questi minuti è in corso la festa in Piazza dei Signori a Vicenza del neosindaco Possamai, che abbiamo seguito proprio in diretta lungo tutto il suo percorso tra abbracci e complimenti. E allora andiamo da Sharon Di Carlo insieme a Federico Cibotto. Buonasera Sharon. Buonasera Francesca, arrivata qui in piazza del Signore Vicenza all'ondata Possamai. Guardate quante persone qui ad accogliere il nuovo sindaco che abbiamo intervistato prima, subito dopo le elezioni. Ascoltiamo insieme le sue parole. È andata bene, nel senso che evidentemente i vicentini, seppur con un margine ridotto, ma hanno scelto a maggioranza di premiarci, di darci fiducia. È stato un risultato incredibile, nel senso che siamo partiti molto indietro. Qualche mese fa i primi sondaggi ci davano 17 punti lontani dal centro-destra, dal sindaco uscente Rucco, quindi è un risultato incredibile, ecco, da questo punto di vista. Siamo consapevoli che da domani mattina però si governa per tutti, cioè questa è una città che evidentemente ha dato anche tanti voti dall'altra parte. Noi abbiamo tenuto un atteggiamento in questa campagna elettorale sempre rispettoso, sempre attento, e quindi sarò il sindaco di tutti, saremo la maggioranza di tutti i vicentini. Sergio Leone direbbe per un pugno di voti. Sì, è stata oggettivamente una partita fino all'ultimo molto tirata, e quindi insomma siamo consapevoli che da domani si lavora per tutti. C'è tanta aspettativa però adesso. C'è tanta aspettativa, questa è una città che ha voglia di rilanciarsi, di ripartire, e quindi noi ci siamo, l'abbiamo detto fin dal primo giorno, abbiamo messo in campo una grande squadra che oggi è pronta a governare la città. Da dove si parte, sindaco? Si parte sicuramente dalla TAV, quindi dalla discussione con Irica Vederefei sulle modifiche che vogliamo per il progetto della parte ovest, e poi dai quartieri. L'abbiamo detto tante volte, sono i grandi abbandonati di questi anni, quindi a loro andrà un'attenzione particolare, una task force che da subito lavorerà per interventi nei quartieri della città. Per la prima volta vuole guardare la telecamera e commentare, dare un commento, un saluto ai cittadini. Io ringrazio davvero i vicentini per la fiducia, ringrazio i vicentini che ci hanno votato, anche chi non ci ha votato, perché è stato importante vedere che al ballottaggio l'affluenza sostanzialmente non è quasi calata rispetto al primo turno. Non succede mai, vuol dire che c'è stata grande partecipazione in questa campagna elettorale. Ecco, ci impegniamo a ripagare davvero questa fiducia. Sarò il sindaco di tutti, lo ha detto Giacomo Possamai, e adesso ascoltiamo insieme le parole del sindaco uscente Francesco Rucco.
È stata una remontada a tutti gli effetti, però non è bastato uno 0,8% di differenza tra noi e loro, però alla fine conta quel voto in più che fa governare il centrosinistra. Credo che in questo momento Vicenza purtroppo è divisa in due, su due visioni di città diverse, però dovremo essere noi responsabili anche come opposizione e sicuramente determinati nel far valere quei volere dei cittadini che insomma è stato dichiarato con il 50% dei voti. È importante il collegamento col governo romano, col governo regionale. Vicenza cambia colore e questo starà anche a noi portare a casa risorse che saranno importanti per la città, perché prima sarà un'opposizione responsabile e costruttiva. Io ho bisogno di portare a casa il PNRR per la città come avevo promesso, lo farò dai banchi dell'opposizione con tutti i miei colleghi e sosterremo questo. Spero che non ci siano ripensamenti sul PNRR, ma non credo. Spero di essere ricordato come il sindaco intanto che ha curato la sua comunità durante una pandemia difficile mondiale, come presidente della provincia per i lavori fatti, e credo che i risultati poi in concreto si vedranno come sempre in un secondo mandato, quindi vigileremo affinché queste opere vengano realizzate. Ho trovato tutti contro, direi una grande coalizione, un po' come fecero a Padova qualche anno fa, tutti contro il candidato sindaco di centrodestra, dalla sinistra radicale passando per i 5 Stelle fino ai democristiani, ai civici, finti civici, però insomma i dati sono questi, poi alla fine contano il numero, basta un voto in più e questa è la dimostrazione che con pochi voti in più si vince e si governa, quindi adesso sta a loro governare, io mi dedicherò di più alla famiglia e al mio lavoro, non mancherò sui banchi dell'opposizione perché è giusto vigilare che venga fatto tutto nel rispetto di ciò che abbiamo già messo in piedi e che abbiamo messo a terra. E allora ringraziamo Sharon Di Carlo e Federico Cibotto. Avete sentito le parole del vincitore Giacomo Possamai, neo sindaco di Vicenza, e dello sconfitto di questo ballottaggio, il sindaco uscente Francesco Rucco. E poi si è andati al voto ieri e oggi fino alle 15 anche a Vedelago in provincia di Treviso. E allora vediamo subito con la grafica quello che è stato l'esito delle urne. Il sindaco è Giuseppe Romano con il 50,30% delle preferenze. Lo sfidante, il civico Marco Perin, si ferma al 49,70%. E allora andiamo a sentire le voci raccolte nel pomeriggio dal nostro Lucio Zanato insieme a Nicoletta Rizzetto, e iniziamo con il neosindaco Giuseppe Romano che rappresenta il centrodestra unito. Pronti a ricostruire la comunità, faremo anche una consulta degli ex sindaci. Le prime parole del vincitore. Di un paese spaccato a metà, ma non solo nell'elettorato, spaccato a metà anche nelle frazioni. Ci sono frazioni che totalmente stanno da una parte e le altre frazioni stanno totalmente dall'altra. Sarà un grande lavoro di ricostituzione, di lavoro assiduo con i cittadini. Lo faremo perché è il nostro obiettivo, lo sapevamo che era così e quindi l'abbiamo voluto far evidenziare, perché è dovere nostro dare una risposta a tutti. Lo faremo attraverso le consulte frazionali, condividendo dei percorsi, parlando con la gente, tornando a parlare con la gente per far capire che la politica è l'arte del parlare assieme, non è l'arte solo di ascoltare, ma è l'arte di ascoltare, condividere e parlarci assieme. La prima cosa che ci siamo detti è quella di fare la consulta degli ex sindaci, un modo per stemperare un po' gli animi. La seconda cosa è la consulta delle frazioni, perché è importante riparlare alle frazioni, ritornare a parlare con le frazioni, in questo contesto credo vada benissimo, e le consulte del terzo settore. Oltre a questo noi abbiamo una grande idea, che è quella di fare diventare Vedelago comune amico della famiglia, quindi un assessorato ad hoc per la famiglia, e da lì partire per dare quelle risposte che le famiglie di questo territorio e non solo vogliono dalla politica. Noi vogliamo darle. Amarezza invece nelle parole dello sconfitto Marco Perin, che dice: sono stato tradito. C'è un paese diviso a metà, questa è la prima, purtroppo però hanno vinto gli altri, quindi in bocca al lupo a loro. 43 voti veramente niente. Sono stato tradito da persone di fiducia. Perché poi lei, naturalmente conoscendo bene il paese, ha fatto conto voto per voto, colmello per colmello, famiglia per famiglia di fatto. No, non sono stato tradito dalle persone, sono stato tradito da chi era in squadra con me. E quindi questa cosa brucia doppiamente. Certo.
e adesso loro da dove ricominciare. Ma di chi parla? Farò la mia opposizione cercando di guardare sempre al bene del territorio, quindi non una posizione a prescindere, ma sui contenuti come sono abituato a fare. Brucia molto insomma la lista Denise. Sì. È proprio di questa persona, lui guarda, giustamente l'aveva già detto anche l'altra volta, insomma, no? Sì, ma non voglio parlarne stasera, dai. No, perché questa sera intanto è già cominciare a dialogare con il nuovo sindaco. Sì, io sono disponibile a dialogare con tutti, quindi se ci saranno le proposte intelligenti sarò costruttivo e le approverò. Se ci saranno proposte che non vanno per via lago, che sono controproducenti, farò la mia opposizione. E dunque questo il giro tra i due principali comuni che sono andati al ballottaggio, ma in Veneto si è votato anche ad Adria e a Sona. E allora vediamo com'è andata. Eccola qui la grafica di Adria. Il sindaco è Massimo Barbuiani con il 54,11%, rappresentante del centrodestra, 45,89% per Oscar Barbierato. Ci spostiamo a Sona, invece sempre con l'aiuto della grafica. 51,4% è il risultato ottenuto dal neo sindaco per Lega, Forza Italia e Civiche Gianfranco Dalla Valentina. Fratelli d'Italia, Civiche rappresentavano Corrado Busatta, che si ferma al 48,86%, in questo caso un centrodestra non compatto come accaduto in altri comuni veneti anche nel primo turno. E naturalmente vincitori, vinti, festeggiamenti e abbracci saranno i protagonisti della puntata di questa sera di Ring, in onda a partire dalle 21:15 in diretta su Antenna 3. Ospiti Elisa Venturini di Forza Italia, il senatore Raffaele Speranzoni di Fratelli d'Italia, Fabrizio Boron della Lega, Vanessa Camani del Partito Democratico e poi i colleghi giornalisti. Ci saranno Marco Bonet del Corriere del Veneto e a seguire Alda Vanzan del Gazzettino. E adesso continuiamo in qualche modo a parlare di sindaci, ma aprendo la pagina di cronaca con quanto accaduto al sindaco Mosè Squarzon. Se la regia manda in onda, ha denunciato l'episodio che lo ha visto protagonista, è il sindaco di Monte di Malo, siamo in provincia di Vicenza, eccole qui, le vedete le ferite. Scrive su Facebook il sindaco Squarzon: pensavo di trascorrere un sereno pomeriggio con una passeggiata in famiglia nel sentiero di Faedo, nonostante ci siano cartelli e anche normative che prevedano di tenere i cani al guinzaglio. Nel tentativo di salvare il cane di mia figlia che tenevo al guinzaglio in un percorso pubblico, nelle foto le conseguenze, l'aggressione di 2 cani di taglia grande. Ora il pronto soccorso per le iniezioni del caso e domani a mente fredda faremo delle valutazioni. Questo è quanto scriveva ieri, nel tardo pomeriggio di ieri, il sindaco di Monte di Malo, Mosè Squarzon, aggredito da 2 cani di grossa taglia. E adesso andiamo a Venezia. La bellezza di Venezia va tutelata in ogni modo, così il prefetto di Bari all'indomani dell'episodio che ha visto l'acqua del Canal Grande tingersi di verde fluorescente. Questa mattina a Venezia la situazione è tornata alla normalità. La laguna qui nella zona di Rialto non è più verde fluorescente come invece appariva ieri pomeriggio. In attesa dell'esito delle nuove analisi dei tecnici ARPAV, dopo quelle già effettuate ieri pomeriggio sui campioni prelevati nelle acque del Canal Grande divenute verde fluo, questa mattina il prefetto ha convocato un tavolo tecnico con le forze dell'ordine, ARPAV e i vigili del fuoco. La riunione di stamattina è servita soprattutto a fare il punto della situazione e innanzitutto a creare un dispositivo che io ritengo che debba essere straordinario per una attività di prevenzione efficace. Ieri c'è stata una risposta corale da parte delle istituzioni, tempestiva, generosa, efficace, intelligente. Oggi però dobbiamo guardare oltre, perché l'attività di prevenzione è un'attività che mira proprio ad evitare che possano accadere anche eventuali atti emulativi. Ciò è stato oggetto della riunione odierna e, ripeto, questo dispositivo che stiamo creando deve rispondere a una esigenza, cioè tutelare
in via straordinaria la bellezza di Venezia. Intanto il o i responsabili non sono ancora stati individuati e non c'è alcuna rivendicazione. L'attività dal punto di vista della individuazione dei responsabili sta andando avanti perché sta operando la polizia locale di Venezia, però ripeto, il tavolo prefettizio guarda oltre, nel senso che mira proprio ad rendere sempre più efficace l'attività di prevenzione. Coinvolgendo tutte le forze in campo, le stesse presenti al tavolo in prefettura: polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Torniamo alla tragedia di Anika Panfile, la mamma di 31 anni uccisa e gettata nelle acque del Piave. La famiglia della donna, supportata dall'associazione Penelope, dice i parenti hanno bisogno della verità. Attendono chiusi nel dolore i familiari di Anika Panfile, aspettano di sapere presto la verità sulla morte della 31enne. Ancora troppi gli aspetti da chiarire. Sembra probabile che il corpo della donna sia stato gettato da questo ponticello nel canale della Vittoria, dove l'acqua è alta e la corrente forte. Da qui trascinato fino al Piave, dove è stato trovato. Ad assistere alla mamma di Anika l'avvocato Stefano Tigani dell'associazione Penelope. Da poco ha parlato con la famiglia della donna. È un momento difficile, noi naturalmente come associazione Penelope ci siamo e cercheremo di essere di supporto il più possibile all'autorità giudiziaria per scoprire la verità nei tempi più brevi possibili, ma sono sicuro insomma, che gli investigatori faranno un lavoro egregio come fanno sempre. Continuano serrate le indagini dei carabinieri per far luce su quello che ormai è davvero un giallo. Si stanno sentendo tutte le persone vicine ad Anika, compreso l'ex marito, ora in Italia. E poi le immagini delle telecamere di videosorveglianza che gli investigatori stanno controllando. Si scaverà su ogni movimento sulla vita di Anika. Nulla rimarrà intentato, ogni ipotesi sarà vagliata con attenzione. Intanto si cercano il telefono e la borsa della 31enne. La mamma di Anika non si dà pace, le hanno strappato il bene più grande, la figlia. Ora vuole sapere perché. Assolutamente sì, ma questa è la cosa più importante e soprattutto averla il prima possibile, perché poi ci sarà il lutto da elaborare, ma credo sia quasi impossibile per una mamma elaborare un lutto così, per dei figli elaborare un lutto così, ma certamente farsi una ragione di quello che è successo col tempo spero li possa aiutare. Anika ha sempre fatto tutto per i 4 figli, il pensiero ora va proprio a loro. Certo, il problema della mamma bisognerà capire come farglielo elaborare, però quello dei figli è un grosso problema effettivamente. Cercheremo di dare supporto anche in questo e mi aspetto insomma, una collaborazione anche dell'autorità amministrativa in questo, perché insomma è una situazione di grande difficoltà e di emergenza, anche perché sono 4 bimbi. La famiglia spera di sapere presto chi ha ucciso Anika, chi ha ucciso una mamma che ha lottato con tutte le sue forze per far crescere i figli, per non far mancare loro nulla. Voltiamo pagina, ieri successo per la Voga Longa, ma ora Venezia si prepara ad ospitare il Palio delle 4 Repubbliche Marinarie con una novità. Quest'anno l'ingresso della presenza femminile, tutto pronto dunque per la 68esima manifestazione sportiva. Quest'anno torna a disputarsi in Laguna, doppio appuntamento venerdì 2, sabato 3 giugno, quando gli equipaggi femminili e maschili delle 4 città, Amalfi, Genova, Pisa e appunto Venezia, scenderanno in acqua. L'ingresso delle donne è stato fortemente voluto. A precedere la regata, come da tradizione, ci sarà lo sfarzoso corteo storico da Piazza San Marco lungo Riva degli Schiavoni fino all'Arsenale. È tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Fa fatica ad imporsi l'anticiclone. Il tempo sarà buono, ma non mancherà una locale instabilità. Vediamo il dettaglio di martedì 30 maggio. Sul Veneto sarà soleggiato, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Poi nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle zone montane, dove la probabilità di precipitazioni sarà in aumento, come detto nel corso del pomeriggio.
Temperature senza notevoli variazioni, minime tra 14 e 19 gradi, massime invece tra i 23 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole con cielo poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane saranno possibili locali temporali sui rilievi, altrove prevarrà il sereno. Temperature minime comprese tra 16 e 18 gradi, massime sui 25 e 27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo ampi spazi soleggiati al mattino, a seguire annuvolamenti e rovesci a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 27 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano,